Benvenuti, e anche quest'anno è arrivato Halloween. Ho deciso di preparare un dolce facendomi influenzare dalla tradizione anglosassone, un qualcosa di misto tra plum cake e brownies. Ovviamente non mancherà la zucca. Andiamo a vedere come preparare il dolcino. Ingredienti per il Plum Pumpkin: 180 g di cioccolato bianco, 200 g di zucca, 60 g di burro, 80 g di zucchero, 80 g di farina, 2 uova medie, mezza tazzina di brandy, un pizzico di sale. Tagliate la zucca in fettine sottili, disponetele su una teglia in silicone e portate in forno caldo a 200 gradi per 10 minuti. Nel frattempo mettete il cioccolato bianco in un bagnomaria e fatelo sciogliere delicatamente in acqua calda. Aggiungetevi il burro a pezzetti e mescolate fino a completa fusione. Togliete ora dal calore e con l'aiuto di una frusta unite una alla volta le due uova, quindi lo zucchero, il brandy, un pizzico di sale e in ultimo la farina, girando molto delicatamente. Non appena cotta la zucca, tagliatela in piccolissimi quadratini e unitela al composto di cioccolato bianco. Prendete degli stampi di silicone a tema Halloween e, aiutandovi con un sac à poche, riempiteli di composto. Infornate a 180 gradi per 10 minuti. Togliete a questo punto dal forno e fate raffreddare. Quindi sformate i fantasmi, le zucche, i pipistrelli e i teschi. Ora disponeteli su un piatto cosparsi di zucchero a velo e trovategli un posto in un cupo angolo del buffet di Halloween. Beh, sicuramente i bambini saranno contenti di questi dolcini che assomigliano a dei plum cake alla zucca con delle forme molto simpatiche. Potete anche prepararlo facendolo cuocere un po' meno in uno stampo da plum cake e il risultato sarà simile a quello di un brownies all'interno, morbido e meno cotto. Provatelo in entrambi i modi, non è male.